Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Tra rifiuti e senza servizi igienici, nella seconda puntata della nostra inchiesta sul caporalato siamo entrati in una baraccopoli nel Catanese dove si accampano i braccianti stranieri sfruttati nelle campagne. Strage familiare ad Altavilla Milicia, restano in carcere i 3 indagati per omicidio plurimo e soppressione di cadavere. Oggi a Bagheria corteo di studenti per ricordare il giovane Kevin, vittima dell'atroce esorcismo. Carnevale finito nel sangue nell'Agrigentino per una ragazza di 16 anni, una coetanea la ferisce al volto con un coltello dopo una banale lite a Ravanusa. La protesta dei trattori si concentra oggi a Roma, in centinaia anche dalla Sicilia. Sono gli agricoltori che non si riconoscono nell'accordo con il governo. Roberto Lagalla accolto da fischi e striscioni al cimitero dei Rotoli. I residenti del quartiere vicino sono contrari all'ampliamento del Camposanto e la prima autentica protesta contro il sindaco di Palermo. I turisti scelgono Catania ma criticano la città per la sporcizia, scene di degrado anche in via Etnea e a Villa Pacini. Calcio, il Catania in caduta libera, rossazzurri sconfitti anche dal Latina, adesso la classifica comincia a preoccupare. Vola invece il Messina, battuto anche il Sorrento, la squadra di Modica è a un solo punto dai play-off. Apriamo il nostro telegiornale con la seconda puntata dell'inchiesta sul caporalato e così vi mostreremo una delle baraccopoli intorno a Paternò dove per mesi si accampano i braccianti stranieri sfruttati nelle campagne, il servizio della collega Lorena Dolci. Dormono sulle panchine, in case abbandonate, per strada. Qualcuno si accampa persino in queste auto. Poi c'è chi trova posto nel Grand Hotel di Paternò, una delle tante baraccopoli che sorgono durante la raccolta delle arance. E questa è la reception. Di giorno la baraccopoli è deserta, ma al varco, all'ingresso che abbiamo appena superato, c'è sempre un presidio di sorveglianza. E invece in questa spianata ai piedi di un convento troviamo anziani e alcuni giovani. Qui in quanti dormite? Noi dormiamo, sì. Quanti siete? 2, 3? Quanti dormite qua dentro? Non lo so. Ah, non è casa tua? Tante persone. Tante persone? Sì. Qua vedete riscaldano l'acqua con il fuoco, quella è una pentola per riscaldare l'acqua, la riscaldano e qui si fanno, diciamo, la doccia. I rifiuti sono ovunque, poi qualcuno li brucerà. I più creativi hanno realizzato una tenda con veranda, per il resto sono tuguri. Guardate, c'è una valigia, c'è un bidoncino probabilmente per sciacquarsi, una padella lì buttata, scarpe, tutto assieme. Quante persone bivaccano in questi posti? Solo in questa si parla di 500-600 persone, come è stato detto da alcune persone che sono all'interno. Basta venire di mattina alle 5:30, alle 6, già noi li vediamo tutti che sono davanti ai bar o davanti pure alle scuole, alle piazze, che aspettano che se li portano. Però nessuno se ne accorge. Non se ne accorge nessuno perché non se ne può accorgere nessuno. In Spagna vi davano la casa e la doccia? Sì, la casa, doccia, lavora bene. Solo qui ha trovato questa situazione? Questa, mamma mia, prima volta. La prima volta? Sì, la prima volta la vita così. Te ne vuoi andare quindi? Sì, andare alla Olanda. Perché avete messo questa bandiera italiana? Mi piace Italia. Ti piace Italia? Sì, sai. Vuoi stare qua? Sì, io ho 7 anni qua in Italia. Però non si vive bene in questo campo. Questa non funziona così. Ma voglio cercare qualche posto, capito? Per cambiare questa vita, non mi piace. E adesso andiamo alla vicenda drammatica di Altavilla Milicia. Restano in carcere i 3 indagati del plurimo omicidio e della soppressione di cadavere di una intera famiglia, anzi quasi di una intera famiglia. Sentiamo.
Un corteo silenzioso con in testa una foto di Kevin Barreca portata a braccia e mostrata dai ragazzi della sua scuola. È stato ricordato così lo studente del liceo artistico Renato Guttuso di Bagheria, ucciso insieme al fratello Emanuele e alla mamma Antonella Salomone, in quella che ormai è nota come la strage di Altavilla, commessa dal padre, convinto di liberare la famiglia dal demonio. Un corteo silenzioso composto da studenti e insegnanti ha percorso le strade di Bagheria. Domani è previsto anche ad Altavilla un momento di preghiera e ricordo per Antonella Salomone e i figli. La veglia si svolgerà nella Basilica Santuario Madonna della Milicia alle 21. All'incontro dovrebbero partecipare anche i compagni di Kevin e della sorella 17enne, l'unica a salvarsi dalla strage. Entrambi i ragazzi infatti frequentavano il liceo artistico Guttuso di Bagheria. Intanto restano in carcere Giovanni Barreca, il muratore accusato del triplice omicidio, e i suoi presunti complici Sabrina Fina e Massimo Carandente. Lo ha deciso il GIP di Termini Imerese, che ha convalidato i fermi disposti per la coppia, ma non quello imposto invece a Barreca, stabilendo però per lui la custodia cautelare in carcere. Ieri, davanti al GIP, Valeria Gioeli, chiamata a decidere sulle convalide, i tre si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. Per tutti il pubblico ministero Matteo Lanza aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Il questore di Palermo ha sospeso per 60 giorni la licenza al titolare della discoteca Noc 3, dove la sera del 21 dicembre è iniziata la rissa culminata nell'omicidio a colpi di pistola di Rosolino Celesia. L'aggressione e il fermento si sarebbero verificati senza che gli addetti alla sicurezza intervenissero per impedire il degenerare della lite. È stata una notte da incubo per una ragazza di 16 anni residente a Campobello di Licata nell'Agrigentino, quella di martedì, perché è stata accoltellata alla schiena, alle spalle e in pieno volto da una sua coetanea durante la serata conclusiva dei festeggiamenti del Carnevale di Ravanusa. Sentiamo Davide Sardo. Carnevale ancora di follia e di terrore a Ravanusa. L'anno scorso un ragazzo di 16 anni coinvolto in una rissa è stato accoltellato. Adesso l'ultima sera in maschera martedì scorso è stata la volta di una ragazza di 16 anni di Campobello di Licata, ferita gravemente al volto con un coltello da una coetanea. Ed è molto più raccapricciante. Le due sedicenni hanno litigato per i classici futili motivi. Poi la campobellese è stata raggiunta dai fendenti al volto e più superficialmente ad una spalla e 3 volte alla schiena. È stata soccorsa e trasportata all'ospedale Barone Lombardo a Canicattì. I medici le hanno cucito 35 punti di sutura tra il naso ed un sopracciglio. È stata dimessa con prognosi di 20 giorni. Le coltellate non hanno trafitto organi vitali. La Procura della Repubblica di Agrigento ha avviato un'inchiesta per lesioni personali aggravate. La zona sarebbe coperta da telecamere di videosorveglianza e indagini sono in corso per smascherare la coltellatrice, protagonista di un gesto, l'ennesimo, che testimonia il collasso educativo di una parte della generazione emergente, nutrita solo dai social e dagli smartphone, e che già in tante altre occasioni, alla ribalta della cronaca quotidiana, ha manifestato in modo preoccupante sprezzo della vita e della convivenza civile. E si sono avvalsi della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP Vincenzo e Antonino Luppino, figli di Giovanni, l'imprenditore che accompagnava Messina Denaro in clinica a Palermo e che con lui è finito in manette. I figli, arrestati 2 giorni fa, sono accusati di favoreggiamento e procurata in osservanza di pena aggravati. Andiamo a Messina, dove sono stati confiscati beni per €1 milione a un ex poliziotto ritenuto vicino al clan dei Barcellonesi. Francesco Triolo. Beni per €1 milione, patrimonio considerato spropositato rispetto ai redditi dichiarati. Così i finanzieri del comando provinciale di Messina hanno confiscato, su richiesta della direzione distrettuale antimafia e su decreto del tribunale, il patrimonio di un ex poliziotto penitenziario, Sebastiano Pugliafito. L'uomo, conosciuto perché ex gestore di note discoteche a Milazzo, è ritenuto vicino al clan dei Barcellonesi ed è finito anche nell'operazione Dinastia con una condanna anche in secondo grado per associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. Sotto confisca sono finite 2 aziende con i relativi beni patrimoniali operanti nel settore del noleggio autoveicoli ed attrezzature per lavori edili, un immobile a Milazzo, 8 autoveicoli e 3 rapporti finanziari.
La protesta dei trattori si sposta oggi su Roma al Circo Massimo, in centinaia arriveranno nel primo pomeriggio anche dalla Sicilia. Si tratta degli agricoltori che contestano l'accordo con il governo. Lorena Dolci. Le facce stanche di chi ha passato la notte in viaggio. Ecco i primi agricoltori arrivati dalla Sicilia al Circo Massimo. Parola d'ordine: invadiamo Roma. Dopo 24 giorni di proteste, gli agricoltori assediano il cuore della capitale. L'immagine simbolo è la sfilata davanti al Colosseo. 14 pullman sono partiti dalla Sicilia, senza contare quelli che hanno raggiunto Roma in auto o in aereo. Io sono partito dalla Sicilia, dalla provincia di Trapani, da solo con la macchina per venire qui alla manifestazione a Roma. Ancora aspettiamo amici che stanno arrivando per portare in supporto la voce della Sicilia. 20.000 persone sono attese alle manifestazioni in programma oggi. Sul palco, oltre ai leader nazionali del CRA, agricoltori traditi, saliranno anche i coordinatori dei comitati spontanei regionali. Insieme formano il fronte della protesta che non si riconosce nell'accordo sull'IRPEF sancito dal governo. Il ministro Lollobrigida ribadisce: abbiamo fatto tutto il possibile, ma loro chiedono le dimissioni. Oggi siamo qua a Roma, al Circo Massimo, a manifestare insieme al gruppo CRA il dissenso, il vero e proprio dissenso per i patti finti governativi fatti di alcuni agricoltori. Noi non ci stiamo. Mentre in Sicilia si muovono i forconi e l'opposizione cavalca il movimento, continuano i presidi spontanei. Oggi gli agricoltori della Valle del Belice hanno scritto una lettera aperta al presidente Mattarella. Non abbiamo più bisogno di interventi tampone, ma di norme urgenti e speciali. Accanto a loro anche armatori e pescatori della flotta di Sciacca, in comune il rancore verso l'Europa. Ed oggi a Palermo, al cimitero dei Rotoli, è andata in scena la prima vera protesta nei confronti del primo cittadino, Roberto Lagalla. Con fischi e striscioni i residenti di Vergine Maria, il quartiere appunto attiguo, contro l'allargamento del cimitero stesso. Sentiamo Marco Gullà. Sorpresa inattesa per il sindaco Roberto Lagalla, contestato da una ventina di residenti della borgata di Vergine Maria a Palermo. Gli abitanti del quartiere Marinaro della 7ª circoscrizione hanno ribadito il proprio no nei confronti dell'allargamento del cimitero dei Rotoli nell'area denominata ex Edil Pomice. Le contestazioni sono sempre lecite, legittime, purché condotte con garbo istituzionale e civile, ma soprattutto quando si è a conoscenza dei fatti. I residenti di Vergine Maria hanno timore che l'ampliamento del cimitero possa rappresentare un'area di rifiuti e stoccaggio per il loro quartiere. L'assessore ha più volte ascoltato i cittadini e abbiamo proposto tanto ai cittadini quanto alle associazioni, quanto all'Agenzia per i beni confiscati qual è il nostro obiettivo, cioè quello di realizzare uno spazio di servizio, solo di servizio per quanto riguarda i servizi cimiteriali, quindi senza nessun tipo di rifiuto speciale, e naturalmente un miglioramento della sosta del parcheggio, un parco giochi nell'area confinata vicino l'azienda che attualmente ancora detiene una parte di uno spazio confiscato alla mafia. La prima vera contestazione per il sindaco Lagalla. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, rientriamo tra pochissimo, andremo a Catania. Siamo rientrati in studio. Catania, città bella ma purtroppo sporca. A dirlo sono i turisti, certamente attratti dalle bellezze, ma poi indignati dalla spazzatura che trovano un po' in tutti i luoghi della città. Scene di ordinario degrado le abbiamo registrate anche in via Etnea e a Villa Pacini. Tonino De Mana. Elogi alla bellezza e frecciate per la sporcizia. È una doppia cartolina quella che i turisti mandano da Catania, con le immagini che fanno il giro del mondo e che riempiono d'orgoglio per il fascino dei monumenti, ma al tempo stesso indignano per i cumuli di rifiuti che si trovano persino nei posti più disparati, anche sotto, nel letto del fiume Amenano. Italiani, stranieri, guide turistiche sembrano avere una voce unica, nessuno esce fuori dal coro. Ne penso proprio male.
Ne pensano male, malissimo, perché è una bellissima città, ci si potrebbe stare bene e se ci fosse un attimino di più ordine potrebbe essere una città fantastica. Io sento parlare anche della sporcizia e io da catanese un po' mi vergogno che all'estero diamo questa immagine. Forse magari questa zona è un po' più pulita, ma se vanno verso altre zone veramente io penso che potrebbero anche scappare. Siamo nel cuore di Catania ed anche la centralissima via Etnea a ridosso di Porta Uzeda non mostra il suo lato migliore con cartacei e sacchi in bella mostra, mentre grossi contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati a ridosso di un dispositivo per scambiare ed erogare il denaro. Buche, trasporti, incuria e servizi inadeguati. Fare turismo richiede organizzazione e programmazione, come denuncia Franz Cannizzo. I servizi sono centrali, su quelli dobbiamo concentrarci e la pulizia, come i trasporti pubblici, come tantissime altre cose vanno curati con grande attenzione. E che immagine avrà di Catania il turista quando andrà via? Una pessima immagine e questo mortifica il lavoro, il grande lavoro che è stato fatto in questi anni. La pescheria è un passaggio obbligato, così come Villa Pacini, che molti turisti percorrono per raggiungere il porto. Anche qui, a terra, rifiuti di ogni genere. Ci sono persino i resti dei petardi esplosi per la festa di Sant'Agata. Sono dappertutto, sui marciapiedi e nelle aiuole. Da queste parti i bagni pubblici sono all'aperto. Basta un angolo ed un muretto e poco importa se passa qualcuno. Tanto nessuno vede, specie chi dovrebbe vigilare. Adesso la musica soprattutto dei protagonisti dell'ultimo Sanremo, che è stato, come sapete, un grande successo di ascolti. Arriveranno in Sicilia tanti degli artisti che hanno calcato quel palcoscenico. Sentiamo tutto nel servizio di Francesco Triolo. Dal palco di Sanremo ai cieli stellati della Sicilia, l'estate nell'isola avrà la colonna sonora del festival appena concluso. Basta dare un'occhiata alla lista dei concerti previsti nell'isola. Da Palermo a Catania e Messina arriveranno tutti i big, a cominciare da Geolier, che arriverà al Franco Scoglio di Messina con il suo tour negli stadi e già in prevendita sta facendo registrare numeri impressionanti. Stadio Franco Scoglio che vedrà esibirsi anche in Negramaro, oltre Zucchero e Sfera Ebbasta. Attesa c'è per Annalise e per il suo tutto. Adesso ci fermiamo ancora, c'è una pausa e poi rientreremo con il calcio, a cominciare dall'ennesima sconfitta del Catania tra poco. Ci occupiamo subito del Catania, sconfitto in trasferta ieri alla Latina. È bastato il gol di Riccardi per condannare gli Etnea all'11° stop stagionale, ma sentiamo Marco Carli. 3 dati che raccontano il Catania, una squadra che non sa più segnare, l'ultima rete è stata di Rapisarda a Foggia e dunque non sa più vincere, i 3 punti mancano da un mese, 4-0 al Brindisi. Una squadra che subito un gol non sa più rialzare la testa, è successo anche a Latina, segna Riccardi l'1-0 e gli Etnei, pur con 4 giocatori offensivi contemporaneamente in campo, creano quasi nulla. Ci manca magari la concretizzazione, non è che lo scopriamo stasera, però secondo me fino al gol la partita il Catania l'ha fatta molto bene e poi ovviamente in un momento del genere, quando l'avversario al primo tiro ti fa il gol, ci può essere magari dei giocatori che accusano il colpo un po' più di altri. A tutto questo si aggiungono gli infortuni costanti, con il Latina Rapisarda out dopo pochi minuti e le varie indisponibilità. Oggi avevamo 13 giocatori disponibili perché la notte ci ha portato influenze, vomito, diarrea, ci ha portato di tutti. Gli unici giocatori sani che avevamo in panchina erano Averi e Bois e Monaco, gli altri o avevano la febbre o erano infortunati. Al Francioni per più di un tempo il Catania regge senza incantare ma senza eccessive sbavature, tranne 2 errori di Albertoni in uscita e in disimpegno. Nello stesso periodo però i rossazzurri tirano solo una volta pericolosamente in porta con Cicerelli che esalta i riflessi di Guadagno. Siamo a fine primo tempo, ad inizio ripresa arriva il gol di Riccardi e poi quasi il nulla, se si eccettua l'ennesima occasione mancata nel periodo da Costantino. E invece il Latina a costruire 2 o 3 palle gol che potrebbero portare al raddoppio. La classifica del Catania è sempre più deficitaria e domenica al Massimino arriva la Juve Stabia, prima in graduatoria e reduce dal pari interno col Brindisi.
Il Messina invece è reduce da una vittoria, da un'ennesima vittoria. Ieri ha superato in casa per 2-0 il Sorrento e a questo punto per i giallorossi c'è soltanto una lunghezza dalla zona play-off. Sergio Colosi. Il Messina supera l'esame di maturità ed è ad un solo punto dalla zona play-off. La vittoria contro il Sorrento, maturata nella ripresa, è la quinta nelle ultime 6 giornate. Complessivamente la rimonta si racchiude nei 24 punti conquistati in 11 partite. Numeri da primato per una squadra che ha conosciuto la coda della classifica, con Giacomo Modica, oggi protagonista indiscusso, a fine novembre ad un passo dall'esonero. È bello vedere che in questo momento la squadra gioca, si diverte, lavora ed è convinta e consapevole di quello che ha dentro, quindi andiamo avanti partita dopo partita e ribadisco che questa è la partita più bella perché era uno spartiacque non indifferente che abbiamo potuto fare non in termini squisitamente tecnici, ma perché avevo bisogno di uomini, di capire che cosa era il campionato nostro e soprattutto la possibilità di portarci ancora allungando quella che è la zona bassa, perché noi dobbiamo solo guardare in questo momento la zona bassa, i sogni li facciamo vivere alla città. La coppia Plescia-Luciani nella ripresa ha scardinato la difesa campana, spinta da un Zunno imprendibile e dal miglior Ragusa stagionale. Fumagalli ha messo ancora una volta i suoi guantoni su uno dei rari tentativi degli avversari, mentre nell'altra metà campo Emmaus e compagni hanno creato pericoli in serie per la porta di Del Sorbo. In classifica il Messina raggiunge quota 35, a pochi passi ormai dalla salvezza diretta, ma a questo punto l'obiettivo è un altro, a partire dalla trasferta di domenica prossima a Giugliano, diretta concorrente per uno dei primi 10 posti. E per approfondire i temi legati alla giornata di ieri di Serie C vi rimando alle 14:30, tra pochi istanti, tra pochi minuti dopo il telegiornale per Anteprima Corner, mentre questa sera l'appuntamento è con Corner alle 20:45, puntata tutta dedicata al Catania, alla conduzione di entrambi gli appuntamenti Angelo Gagliano. Il telegiornale finisce qui, vi ricordo la prossima edizione alle ore 19, grazie a tutti per averci seguito, buon pomeriggio.